L'area progressista di Agrigento sceglie ufficialmente il suo candidato a sindaco e l'onorevole Michele Sodano. Il centrodestra ancora indeciso sul nome di Calogero Sodano, ex sindaco. L'ex parlamentare Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, in manette il figlio del boss di Favara, Carmelo Vetro. Ad Aragona i carabinieri denunciano un imprenditore nel settore dei rifiuti. Il prefetto Caccamo ha adottato 5 provvedimenti interdittivi antimafia. La Guardia di Finanza di Caltanissetta effettua controlli nel settore della ristorazione, 35 lavoratori irregolari scoperti. Inaugurata oggi al foyer del Teatro Pirandello l'iniziativa Arte in Fiore, il gusto del sapere, sold out per gli spettacoli dei gruppi dei Festival dei Bambini del Mondo, gran successo per la torta della pace preparata dal pastry chef Giovanni Mangione. L'agrigentina Giusy Parolino conquista la sua 20ª medaglia d'oro nel lancio del giavellotto, l'Agragas vince a Scicli, il Licata Calcio batte il Bagheria per 3-0. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, martedì 10 marzo. L'area progressista di Agrigento sceglie Michele Sodano, questo quanto comunicato in una nota stampa congiunta dal Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Controcorrente, il nostro servizio. L'area progressista di Agrigento sceglie Michele Sodano, questo quanto comunicato in una nota stampa congiunta del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di AVS, Italia Viva e Controcorrente, affermando come Agrigento deve aprire una nuova era in cui la politica sia finalmente proposta a merito di progetti innovativi, creazione di valori, un'alternativa a chi in questi anni ha ferito e umiliato una comunità intera. Le forze progressiste unite lanciano una sfida nel segno del cambiamento e del rinnovamento della classe dirigente. Lo fanno individuando in Michele Sodano la candidatura più adatta a rappresentare questa sfida collettiva, che siamo sicuri raccoglierà l'entusiasmo della maggioranza degli agrigentini. Insieme costruiremo una nuova stagione in cui Agrigento potrà essere una città pienamente valorizzata rispetto alle sue potenzialità, in cui la gente potrà tornare e non andarsene come è avvenuto finora. Su tale scelta interviene il leader di Controcorrente, l'onorevole Ismaele Lavardera, dichiarando: adesso puntiamo alla vittoria. Ismaele Lavardera continua affermando: non posso che esprimere soddisfazione per il fatto che nelle principali città il campo largo sia unito e compatto e non posso che essere ancora più soddisfatto che ad Agrigento il candidato sindaco sia Michele Sodano, ex deputato alla Camera, che ha sposato da subito il progetto Controcorrente, essendo il presidente dei dipartimenti tematici del movimento. Adesso, afferma Lavardera, dobbiamo lavorare uniti e andare dritti verso la vittoria. Michele è una persona che ha tante idee, giovane, e sono certo che darà lezione ai vecchi dinosauri della politica che hanno distrutto Agrigento. Dal canto nostro noi abbiamo dimostrato che sappiamo giocare di squadra e spero che questo tavolo possa continuare a riunirsi in chiave regionale. Serve dare alla Sicilia unità e compattezza. Andremo uniti a Messina, Marsala e Agrigento. Su Enna invece abbiamo espresso disappunto sulla scelta di Crisafulli e abbiamo deciso di non partecipare. E il centrodestra discute ancora internamente se proporre Calogero Sodano, ex sindaco della città di Agrigento, 75 anni, a candidato dell'area. Infatti l'ex assessore regionale Roberto Di Mauro, esponente di spicco di MPA, spinge con forza per la candidatura di Sodano. Tuttavia, secondo voci di corridoio, il tavolo del centrodestra potrebbe riconsiderare questa opzione proprio alla luce della mossa del centrosinistra. La scelta di candidare un Sodano da parte progressista ha rimescolato le carte nell'ambito del centrodestra. La partita per il comune di Agrigento rimane aperta su più fronti. Da un lato il centrosinistra compatto e determinato con una candidatura già ufficializzata, dall'altro il centrodestra
centrodestra deve ancora sciogliere i nodi interni prima di presentarsi agli elettori. Le elezioni comunali di fine maggio si avvicinano e di conseguenza i tempi per definire le coalizioni si accorciano rapidamente. La sfida tra i due Sodano è già iniziata, ma il quadro definitivo non è ancora delineato. Passiamo ora alla cronaca. Ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici dell'agrigentino direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo Salvatore Iacolino, nominato alla guida del nosocomio della città dello Stretto la settimana scorsa. Iacolino è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione aggravata dall'aver agevolato Cosa Nostra nell'ambito dell'inchiesta che oggi ha portato anche all'arresto per corruzione di un dirigente regionale e di un imprenditore mafioso di Favara, Carmelo Vetro. Secondo i magistrati della DDA di Palermo, guidati dal procuratore Maurizio De Lucia, Iacolino avrebbe messo a disposizione del boss già condannato per associazione mafiosa l'influenza e la rete di relazioni costruite grazie alla posizione ricoperta alla Regione come dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute e la sua esperienza politica, contribuendo al rafforzamento del clan di Favara. All'ex deputato Iacolino i magistrati contestano di aver sostenuto gli interessi economici del capomafia e dei suoi uomini, come l'imprenditore Giovanni Aveni, dando loro informazioni su procedure amministrative in corso o agevolando incontri con importanti funzionari regionali. Secondo l'accusa, inoltre, Iacolino, da direttore generale della pianificazione strategica dell'assessorato alla salute, avrebbe compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio attraverso continue sollecitazioni nei confronti dei vertici amministrativi dell'ASP di Messina su procedimenti indicati da Vetro. L'ex europarlamentare avrebbe poi omesso di segnalare che Vetro era stato condannato per mafia e avrebbe anzi agevolato la creazione di canali riservate con figure di vertice dell'amministrazione regionale per fargli ottenere lavori nel settore pubblico. In cambio avrebbe ricevuto finanziamenti per campagne elettorali e promesse di assunzioni dei lavoratori. Andiamo ora ad Aragona. Nel corso di un'attività ispettiva effettuata dai carabinieri della locale stazione con il supporto dei militari del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, il personale dell'ARPA Sicilia e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale hanno effettuato verifiche presso un impianto operante nel settore della gestione dei rifiuti. All'esito degli accertamenti militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica l'amministratore unico della società, ritenuto responsabile di presunte violazioni della normativa ambientale e della disciplina in materia di prevenzione incendi. In particolare, nel corso del controllo sarebbero emerse irregolarità legate alla mancanza della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della prevenzione incendi, l'assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti. L'attività si inserisce nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di tutela ambientale svolti dall'Arma dei Carabinieri anche in collaborazione con gli enti tecnici competenti, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di gestione illecita dei rifiuti e a garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza pubblica. Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha adottato 5 nuovi provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante imprese e 6 preavvisi di informazione antimafia interdittiva a carico di altrettante ditte coinvolte individuali e collettive attive nei settori dei lavori pubblici. I provvedimenti si inquadrano nell'ambito dell'attività di prevenzione condotta dalla Prefettura con il supporto delle forze dell'ordine e del gruppo Interforze Antimafia. I provvedimenti condivisi in sede di riunione e di coordinamento delle forze di polizia con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Agrigento hanno riguardato
diverse società coinvolte in operazioni di polizia giudiziaria condotte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri su delega della Procura della Repubblica di Agrigento e della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. E la Guardia di Finanza di Caltanissetta effettua controlli nel settore della ristorazione, scoperti gravi irregolarità per 35 lavoratori in servizio. Prosegue senza sosta l'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta per il contrasto al lavoro sommerso e la verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei primi 2 mesi dell'anno le Fiamme Gialle Nissene hanno intensificato i controlli mirati nel settore della ristorazione e dell'edilizia, portando alla luce numerose violazioni. Il monitoraggio ha riguardato 4 attività ristorative del capoluogo, 3 della provincia di Siena, dove sono state riscontrate irregolarità relative a 35 lavoratori dipendendo in nero irregolari. Molti di questi identificati operavano in assenza delle garanzie previste dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Tra le violazioni più gravi la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza, assenza di figure di responsabilità, mancata formazione del personale sui rischi professionali. Oltre alle carenze sulla sicurezza, per molte posizioni è emersa la mancata comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego. Per l'impiego di lavoratori irregolarmente assunti, i datori di lavoro rischiano sanzioni che vanno da un minimo di 1.950 euro fino a un massimo di 46.800 per ogni dipendente irregolare. Per 3 delle 6 imprese dove è stato accertato l'impiego in nero, oltre il 10% del personale presente, è scattata anche la segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per l'adozione della sospensione dell'attività. I controlli hanno inoltre svelato l'utilizzo in contanti per il pagamento degli stipendi, violando l'obbligo di tracciabilità, l'omessa consegna dei prospetti paga. Tali violazioni comportano sanzioni amministrative che possono superare anche 10.000 euro. L'operazione si inserisce nella più ampia strategia del Corpo, volta a tutelare i lavoratori e gli imprenditori onesti. Il lavoro irregolare non solo priva i cittadini delle tutele assistenziali come la malattia, le ferie e i contributi, ma altera la corretta concorrenza sul mercato, favorendo chi opera nella illegalità. Contrastare il lavoro nero significa eliminare forme di concorrenza sleale che danneggiano le imprese oneste. Inoltre il recupero dei contributi evasi garantisce la sostenibilità dei servizi pubblici e del sistema previdenziale. Al via Samare l'iniziativa Arti in Fiore, inserita nel programma della festa del mandorlo in fiore, organizzata dall'Associazione Pasticceri e Cuochi Schifano, cui ha aderito anche la CNA di Agrigento e che ha visto anche la partecipazione del sindaco Miccichè e del prefetto Caccamo. Noi abbiamo seguito la manifestazione. Chef Giovanni Chianetta, parliamo di questa iniziativa Arti in Fiore, il gusto del sapere, in collaborazione con la CNA. Allora, questa è un'iniziativa importantissima. Io devo ringraziare la CNA che ci ha coinvolti. Noi siamo l'Associazione Cuochi di Agrigento e saremo qua con dei show cooking. Valorizzeremo sicuramente il prodotto più importante di questo periodo, che è la mandorla. La mandorla, qui ad Agrigento noi facciamo tante preparazioni, di cui stasera avremo questo show cooking con delle crocette che sono sempre a base di mandorla, una parte amara e una parte che dà quella particolarità a dolce. Domani così continua ancora e faremo l'agnello pasquale. L'agnello pasquale ormai è diventato un prodotto proprio del territorio, ormai unisce tanti stati, perché praticamente l'agnello pasquale, naturalmente fatto a Favara, viene esportato quasi in tutto il mondo, è un bene da Agrigento. E poi si continua ancora con tutti i dolcetti di mandorla.
coinvolgo tutti i miei associati, di cui sono ammessi a partecipazione diciamo, di loro, che si sono diciamo, proprio, quando hanno visto questa iniziativa, si sono proprio prodigati diciamo, a fare il massimo che si può fare, perché noi trasformiamo gli alimenti, questi facciamo i nostri cuochi, se siamo bravi facciamo delle cose importanti, se siamo meno bravi diciamo, il prodotto d'eccellenza diventa un po' diciamo, non tanto diciamo. Direttore, una battuta su questa iniziativa Arte e Fiore Cooking Show, organizzata dalla CNA questa volta al Teatro Pirandello. Organizzata dalla CNA insieme all'Associazione Pasticceri e Cuochi di Agrigento. Noi siamo orgogliosi di partecipare nuovamente a questo evento importante che abbiamo organizzato, che si incastona all'interno della festa del Mandorlo in Fiore. Per noi è sempre un piacere, anche perché Agrigento è una terra bellissima che merita il nostro impegno, attraverso il quale noi vogliamo contribuire alla crescita economica e sociale del territorio. Sì, sono le eccellenze gastronomiche del nostro territorio, si sposano bene con la manifestazione internazionale del Mandorlo in Fiore, che richiama sempre più turisti sul nostro territorio, ma soprattutto mette ancora più in risalto non solo le tradizioni popolari, ma anche le eccellenze gastronomiche. Noi ne abbiamo tante, abbiamo tanti produttori sani, produttori che seguono una filiera legale. Noi come istituzioni siamo sempre presenti perché il nostro interesse è che l'economia legale sia quella prevalente e che non ci siano interferenze nei riguardi degli operatori economici. Lo facciamo con il monitoraggio delle imprese e lo facciamo soprattutto con i controlli laddove ci possano essere interferenze anche di soggetti controindicati che possono anche interferire nelle attività economiche. Quindi oggi mettiamo in risalto l'eccellenza del nostro territorio, ma soprattutto questo periodo di grande festa per Agrigento e quindi per tutti i gruppi internazionali che sono presenti, che noi ospitiamo sempre nel senso dell'accoglienza di cui questa terra è sempre stata maestra. Una festa che è entrata nel vivo domenica, è iniziata domenica, oggi ci sarà l'accensione del tripode e poi via via, insomma, tutti gli altri eventi, tantissimi eventi. Esattamente tutto questo ovviamente all'insegna dell'amicizia, della pace, che proprio in questo particolare periodo in cui tutti quanti stiamo in apprensione per le tensioni belliche in tutto il nostro emisfero, siamo molto attenti a questi principi di pace e solidarietà tra i popoli. Quindi oggi l'accensione del tripode ancora una volta va a suggellare che Agrigento cammina lungo questa direzione, quindi anche oggi è un evento che è molto significativo, non solo simbolico, ma la fiaccola della pace è quella che deve sempre ardere e che deve sempre illuminare i nostri percorsi. Sold out per gli spettacoli del Festival dei Bambini del Mondo, il servizio. Ieri ha preso il via lo spettacolo di apertura del Festival dei Bambini del Mondo al Teatro Pirandello di Agrigento. Questa sera invece l'assegnazione del premio Claudio Crescenzo, il ricordo del fondatore del festival. 6 gruppi internazionali partecipanti, il Kirghizistan, la Polonia, Bulgaria, Costa Rica, Macedonia e Messico. Il Festival internazionale dei Bambini del Mondo effettuerà 8 matinee fino a giovedì 2. Dalle 9 alle 11, riservato alle scuole, già tutto sold out, 3.500 studenti provenienti da diverse scuole di Agrigento e altre città della provincia assisteranno all'evento.
E nell'ambito delle manifestazioni del Mandorlo in Fiore previste nel programma, domenica è stata la volta della torta della pace, un evento che ha avuto luogo in piazza Cavour e che ha riscosso un notevole riscontro, curato dal pastry chef Giovanni Mangione. Il servizio. Nell'ambito delle manifestazioni del Mandorlo in Fiore ad Agrigento previste nel programma, domenica è stata la volta della torta della pace, un evento che ha avuto luogo nel pomeriggio in piazza Cavour alle ore 16:30. Grandissimo successo con la partecipazione di tante persone provenienti da tutta la Sicilia e oltre. Ad addolcire la serata non poteva mancare il noto pastry chef Giovanni Manzione, che insieme ai suoi colleghi Gaetano Rota, la lady chef Pasqua con il figlio Gabriele e la lady chef Concetta Piazza hanno realizzato una maxi torta della pace in tema con il mandorlo in fiore del peso di 200 kg, farcita con ricotta fresca, pan di Spagna alla vaniglia, bagna all'arancia, frutta candita e mandorle di pasta reale. A fare il taglio della torta per dare il via all'assaggio è stato il sindaco di Agrigento Miccichè. Al termine della serata lo stesso pastry chef Giovanni Mangione si è ritenuto soddisfatto per il gradimento dell'evento da parte dei presenti e dei componenti dei vari gruppi folcloristici, anche per il livello organizzativo che ha registrato oltre 1500 persone in fila per assaggiare la maxi torta della pace. Continuano a salire i prezzi del carburante in seguito alla guerra in Iran, al momento a farne le spese i consumatori. Vediamo quali possono essere le tutele in questa corrispondenza dei colleghi di Palermo. Allora, siamo tutti preoccupati, il prezzo del carburante continua a salire e sembra che le scorte ci siano. Da cosa è motivato questo aumento? Noi gestori carburanti siamo ancora più preoccupati perché siamo quelli che subiamo un prezzo da mettere alle colonnine dalle compagnie petrolifere. Inizialmente questo aumento era comodo ma immotivato perché c'erano delle scorte. Adesso andando avanti e col blocco delle petroliere, adesso sì che si rischia veramente ulteriori aumenti, ma perché rischiamo di rimanere con poche riserve. Noi abbiamo chiesto come Faibi Confesercenti un controllo degli organi preposti, ma il controllo deve essere fatto presso le compagnie petrolifere, i petrolieri, i concessionari, perché è inutile fare i controlli negli impianti dove c'è un gestore, perché il gestore viene al gestore, la compagnia petrolifera comunica un prezzo e il gestore deve imporre quel prezzo alla colonnina, non ha nessuna capacità di variare o meno il prezzo. Ecco, una domanda più esplicita, ci sono delle speculazioni in corso? Ricordiamoci che nel 2022, quando ci fu il conflitto russo-ucraino, il primo missile che è partito dalla Russia verso l'Ucraina, l'indomani il carburante è aumentato di 20 centesimi. Perciò si deve riflettere su questa domanda, perché che una speculazione ci sia stata
o che ci sia è quasi fisiologico, valutando quello che è successo e valutando questi ingiustificati aumenti in pochi giorni di circa 30 centesimi. Le soluzioni sono quelli che si devono fare dei controlli specifici e, ripeto, i controlli devono essere fatti a monte, non devono essere fatti negli impianti dove ci sono i gestori, ma devono essere fatti presso le compagnie petrolifere. Il benzinaio, il gestore, è quello che in questo momento viene penalizzato da questi aumenti, perché paradossalmente l'utente medio va al distributore e fa 30 euro, 40 euro, 50 euro. In quella cifra vengono sempre meno litri. Il gestore guadagna un margine pro litro, il gestore non guadagna percentuale, ma guadagna un margine pro litro. Perciò di contro si abbassa l'utile del gestore e non solo, c'è un altro problema, che aumentando in modo esponenziale il costo del carburante, il gestore ha bisogno di una liquidità maggiore per comprare lo stesso prodotto, perciò il gestore, il benzinaio, come lo vogliamo definire, viene penalizzato totalmente da questi aumenti. Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la prima edizione dell'Archia G Padel Cup, il torneo di padel organizzato dall'Ordine degli Architetti e riservato agli iscritti con l'obiettivo di favorire momenti di aggregazione, socialità e spirito di squadra tra i professionisti del territorio, confermando il valore dello sport come strumento di coesione e crescita comunitaria. Le interviste. Il torneo, oltre che una interessante manifestazione sportiva, è stato un ulteriore mezzo di aggregazione tra colleghi che alimenta il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale. Il Consiglio dell'Ordine crede in tutte le forme di aggregazione, siano esse di carattere professionale, culturale, sociale e anche sportivo, perché queste alimentano relazioni e rapporti di collaborazione tra i colleghi. La grande partecipazione e l'appassionata partecipazione ci dimostra che la strada è quella giusta e che manifestazioni del genere meritano di essere valorizzate e ripetute nel tempo. Si è appena chiuso il primo Archi Padel AG, il torneo degli architetti della provincia di Agrigento, torneo di padel che ha visto la partecipazione di tantissimi colleghi, torneo che ha avuto inizio nel mese di novembre e che appunto oggi ha avuto l'epilogo con le 3 finali per 3 categorie. Un torneo che ha visto la partecipazione di tanti colleghi a prescindere dall'età anagrafica, a prescindere dal livello tecnico, e che si conclude davvero in bellezza con 3 bellissime finali. L'appuntamento è per la prossima edizione che sicuramente, visto il successo della prima, si ripeterà. Linea alla regia per la pubblicità. Inaugurazione a Castellammare del Golfo della stanza di Giulia per ascoltare le vittime vulnerabili di qualsiasi violenza. Ospite d'onore Franca Viola, i colleghi di Trapani. Sicuramente quando capitano questi tristi episodi ne vorremmo fare a meno di parlarne, però si sa che c'è un luogo sicuro dove affrontare questa tematica. Abbiamo uno strumento in più per combattere i casi di violenza di genere, i casi di discriminazione nei confronti delle donne, delle vittime vulnerabili e anche dei minori. Una stanza dove è possibile un ascolto dedicato delle vittime di questi tristi reati. Ancora di più un baluardo sicuro. Un atto concreto contro un fenomeno purtroppo dilagante nella nostra società, probabilmente generato anche da quella subcultura. Oggi diamo un segnale concreto. Come diamo il benvenuto a questa stanza? Senza che sicuramente accoglierà stati d'animo in pena, stati d'animo condizioni difficili. Con un augurio che si possa lavorare insieme per un'uguaglianza compiuta tra uomini e donne e che vengano superati questi gesti di violenza, e con un grande lavoro come genitori, come uomini e donne dello Stato, a che nessuno
abbia a pensare che la donna o qualunque altro soggetto siano di propria proprietà. Una stanza io la definisco la spalla sulla quale piangere, il posto sicuro a cui affidarsi. Sono qua a testimoniare l'importanza di questa inaugurazione, di questo momento, di questa sala in rappresentanza della Procura della Repubblica di Trapani, portando il saluto del procuratore, ovviamente di tutti i colleghi. Ringraziamo di questo la Polizia di Stato, in genere tutte le forze dell'ordine che si impegnano sui temi della violenza di genere sul Codice Rosso. Questa è anche la giornata in cui occorre riflettere sull'uguaglianza e se questa uguaglianza sia compiuta. Ecco, io auguro a tutti che si possa camminare insieme verso il raggiungimento di un'uguaglianza compiuta, un'uguaglianza che è sancita nella nostra Carta Costituzionale, che vivremo nuovamente insieme come principi fondanti il prossimo 2 giugno. La inauguriamo oggi all'indomani della giornata internazionale della donna, una giornata che invita a momenti di riflessione sulle conquiste giuridiche, economiche, sociali che sono state conseguite per garantire l'indipendenza e la parità di genere. Però un momento di riflessione che ci induce su quanto c'è ancora da fare per combattere le discriminazioni e i casi di violenza che ancora purtroppo ci sono in maniera molto diffusa. Fenomeni che creano molta indignazione, grazie devo dire anche all'associazionismo si può fare molto di più, noi stiamo facendo, ma di fronte a fenomeni del genere continueremo ad andare avanti con maggiore determinazione. La sala è stata dedicata a Giulia Cecchettin, quindi abbiamo non solo un dolore grande della famiglia che facciamo nostro, una forza, un coraggio di una ragazza che ha lasciato un seme importante, cioè quello dell'andare avanti, del fare del dolore e del sangue monito a tutti. Bisogna andare avanti, credere e fare sì che l'uguaglianza si raggiunga. Un'occasione importante per Castellammare, per il commissariato, per la città di Castellammare, ma anche per l'intero territorio di Trapani. Riteniamo estremamente importante che ci siano sul territorio strumenti che consentano a noi e in sinergia con le forze dell'ordine di svolgere in maniera adeguata le indagini su un tema così delicato che ovviamente la Procura di Trapani è estremamente impegnata per garantire una risposta pronta ed efficiente e per poterlo fare appunto necessita, come in questo caso, di strutture adeguate nel poter ascoltare e soprattutto le vittime vulnerabili, perché di questo parliamo oggi. Chiaro che c'è il personale che è stato formato, personale che è stato preparato per trovarsi di fronte a trattare tematiche del genere. Esattamente, qui c'è la possibilità di avere un punto di ascolto dedicato dove le vittime possono incontrare personale ampiamente formato. La stanza di Giulia è dedicata anche a tutte le vittime della violenza di genere. È uno strumento in più. Possiamo affermare che gli strumenti che per adesso adottiamo sono molto efficaci, in particolare l'ammonimento del questore, dove abbiamo registrato in quasi tutti i casi in cui l'abbiamo adottato la cessazione della recidiva, quindi è un provvedimento che raggiunge l'effetto di far cessare la condotta criminosa da parte di chi la compie. La Fondazione Mondaltro, braccio operativo della Caritas diocesana di Agrigento, taglia il traguardo dei 15 anni di attività al servizio del territorio. Per festeggiare questo anniversario sono stati organizzati una serie di appuntamenti mirati per far conoscere la propria missione pedagogica e i servizi attivi. L'appuntamento è per giovedì 12 marzo nella sede della Fondazione in via Barone ad Agrigento e sarà articolato in 2 sessioni, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19, in cui saranno presentati i principali ambiti di intervento e i servizi attivi sul territorio e sarà possibile partecipare ai laboratori creativi sullo spreco alimentare. Giornata di sensibilizzazione all'Università di Palermo organizzata da CRT Sicilia, Avis regionale e Admo Sicilia. Al centro dell'incontro la testimonianza di chi ha subito un trapianto e di come un semplice gesto possa cambiare la vita dei pazienti e delle loro famiglie. I colleghi di Palermo. Io sono stato trapiantato 10 anni fa. Sono qui appunto per sensibilizzare i ragazzi alla donazione del midollo osseo, perché come dico io negli incontri che faccio,
non si salva solo una vita, ma si salva anche una famiglia, perché tu salvi la vita a un padre, a un figlio o a un marito. Quindi quando ci sono queste patologie particolari, quelli che vengono colpiti non è solo il paziente, ma anche la famiglia, tutto il contesto. Oggi porti una preziosa testimonianza e hai vissuto un'esperienza in prima persona sull'importanza del donare. Sì, io sono stata trapiantata all'Ismet a soli 8 mesi di vita nel 2004 e per me la donazione degli organi è la vita e è il dono d'amore più grande che un essere umano possa ricevere. Nel mio caso io l'ho ricevuto da Giuseppe, che era un ragazzino di Siracusa di 14 anni, che oggi mi permette di sognare, mi permette di innamorarmi, mi permette di fare il mio lavoro d'attrice, mi permette semplicemente di vivere, e insieme ai suoi genitori che ha consentito la donazione degli organi al prelievo degli organi del bambino. L'ADMO Sicilia nasce nel 1993 con l'obiettivo di reclutare giovani dai 18 ai 35 anni che si rendano disponibili a diventare potenziali donatori. Oggi, grazie a uno strumento molto semplice che è questo, il kit salivare. In occasione di eventi come quello di oggi cooptiamo ragazzi spiegando loro il significato e il valore di questa disponibilità da parte loro, e poi grazie all'utilizzo dei kit semplicemente con un poco di saliva possiamo creare una mappa genetica da inviare al registro nazionale dei potenziali donatori, che però lavora in network con gli altri registri nel mondo, quindi c'è la possibilità di donare per tanti paesi in tutto il mondo. L'importanza dell'incontro di oggi è il dono, il tema centrale è il dono, far capire alle persone che ci ascoltano quanto è importante donare, soprattutto ponendoci sempre dalla parte del ricevente, perché è possibile che siamo noi ad avere un'insufficienza d'organo terminale ed essere inseriti in lista d'attesa. Chi è coinvolto nell'incontro di oggi? Ci sarà un medico anestesista del centro regionale trapianti, e l'ADMO abbiamo coinvolto nella figura della dottoressa Simona Pantaleone e Avis col dottore Foderà, quindi parleremo di midollo osseo, organi e sangue. Dobbiamo creare tutti insieme la cultura della donazione, che è un gesto semplice, è un gesto che rimanda a significati molto importanti come il rispetto della vita, la prosecuzione della vita, e evidentemente rimanda a un concetto di comunità, perché quando si introduce la cultura della donazione si ha l'idea di non immaginare la vita come un'esperienza esclusivamente personale, ma come un dono che ti è stato dato e che può servire a generare altra vita. Passiamo allo sport. L'agrigentina Giusy Parolino, atleta dell'SD Milone Siracusa, conquista la medaglia d'oro, porta a casa il titolo di campionessa italiana del lancio del giavellotto, raggiungendo così il suo 20° titolo. Ce ne parla Margherita Trupiano. Giusy Parolino, atleta della SD Milone Siracusa, conquista la medaglia d'oro nel lancio del giavellotto e porta a casa il suo 20° titolo di campionessa italiana. Una mimosa tutta d'oro per la giavellottista orgoglio siciliano e simbolo di determinazione che domenica 8 marzo, nella giornata internazionale della donna e ricorrenza che ogni anno sottolinea l'importanza della lotta per i diritti di tutte le donne, scrive ancora una volta un'altra pagina di storia dello sport italiano e si mette al collo l'ennesima medaglia d'oro tricolore nel lancio del giavellotto categoria senior con 26,16 metri. Una gara complicata, talmente difficile che per me è come se avessi conquistato 2 medaglie d'oro, dichiara Giusy. A causa di vari motivi e non poche vicissitudini, con il mio allenatore abbiamo deciso soltanto qualche settimana fa di partecipare a questi campionati italiani invernali. Ovviamente, continua la giavellottista della Milone, non sono assolutamente contenta per la misura ottenuta, ma il giudice di caduta mi ha dato 3 lanci nulli
bulli, ma usando lucidità e sfruttando l'intelligenza sono riuscita poi ad entrare in finale e soprattutto a portare a casa la vittoria. L'anno è appena iniziato e sono certa che le misure arriveranno. Grazie al coach Emanuele Serafin, conclude, per il costante e puntuale sostegno. Vediamo adesso un servizio sulla partita dell'Agragas vinta a Scicli per 2-0, un servizio di WeSport. Allo stadio comunale Ciccio Scabellato di Scicli rende visita all'Agragas di mister Sebbi Catania, formazione che arriva all'appuntamento con il morale alto dopo la vittoria a tavolino ottenuta contro il Frigentini non presentatosi lo scorso weekend al comunale di Aragona. Soprattutto però durante la settimana è arrivata la vittoria nell'andata dei quarti di finale di Coppa, quella per 3-1 contro l'Orlandina, che dà slancio ulteriore alla stagione del gigante. Dal canto loro però i padroni di casa arrivano rinfrancati dal successo dell'ultimo turno sul campo della Vigorgela, che ha permesso di salire a quota 16 punti in terzultima posizione in classifica. Di seguito l'11 del gigante: Manna, Camilleri, Ferotti, Messina, Vizzini, Gatto, King, Giama, Marrone, Ten Lopez e Tripoli. Partiamo con il film del primo tempo, pronti via all'ottavo. Gatto lancia verso l'area di rigore, il pallone respinto sui piedi sbagliati, quelli di Silvio Tripoli, che la gira al limite dell'area di rigore all'angolino basso e fa subito 0-1, si sblocca il risultato. L'Agragas è avanti sul campo dello Scicli. Al 13esimo ancora un tentativo di lancio, però sul versante opposto a cercare Napolitano, il numero 9 dello Scicli aggancia anche bene in corsa, poi spara con il destro, la mette però ampiamente alta. 17esimo ancora Gatto, va da Ten Lopez, lo scambio con King. Ten Lopez in area di rigore cerca il destro potente sul palo del portiere, colpisce però l'esterno della rete. 24esimo calcio di punizione, Giama sul punto di battuta, cerca in area Camilleri, svetta il numero 2, mette in difficoltà Fidone, poi cerca nuovamente Tripoli di battere verso la porta, miracolo del portiere sulla linea, rimessa laterale per l'Agragas, la spizzata di Ten Lopez, il pallone respinto ancora sui piedi di Gatto, la rimette dentro, deviazione e poi il tocco, quello decisivo sull'uscita di Fidone e di Marrone, che fa 0-2 e alla mezz'ora mette una seria ipoteca sul successo del gigante sul campo dello Scicli. Bello il guizzo in area di rigore firmato Mirko Marrone al 36esimo, l'ultimo squillo della frazione, la punizione di Fusca che termina sul fondo. Finisce così il primo tempo, l'Agragas conduce con merito 0-2 sul campo sempre difficile dello Scicli grazie alle reti di Tripoli e di Marrone. Siamo pronti a raccontarvi del film del secondo tempo. Al 58esimo la prima chance offensiva con Cappello, che cerca e trova lo scambio col compagno, prova la conclusione il numero 7 neoentrato, la mette oltre la traversa. Al 67esimo entra un Niemi in casa Agragas, finisce la partita di Tripoli, autore del gol del vantaggio. Al 70esimo dalla sinistra sponda Ten Lopez, cerca Marrone al limite dell'area, la conclusione del numero 7 si coordina bene ma calcia centralmente. All'80esimo entra Rizzo per Vizzini. Siamo ormai nel finale di gara. All'83esimo c'è un calcio d'angolo per l'Agragas, spizzata di Ten Lopez che arriva a King sul secondo palo, sembra tutto fatto per il tris ma il pallone termina alto. All'85esimo da King a Marrone, gioca bene la formazione di mister Catania, Ten Lopez a botta sicura sfiora anche in questo caso la via del gol. 86 entra Tavella, esce Marrone e poi finisce così al Ciccio Scabellato e vittoria per l'Agragas che batte 0-2 lo Scicli. Decisive nel primo tempo le marcature di Tripoli e di Marrone. Amici di WeSport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Il Licata Calcio vince per 3-0 contro la squadra del Bagheria. Le interviste. Era una partita, una vigilia che poteva essere un po' complicata perché ovviamente noi abbiamo il nostro obiettivo, però il Bagheria ha l'obiettivo proprio e quindi poi queste partite possono essere complicate e difficili, però siamo stati bravi a partire forte, l'abbiamo sbloccata, abbiamo fatto poi il secondo gol, per questo sincero poi l'abbiamo gestita bene. Poi il secondo tempo abbiamo fatto un altro gol e da lì è normale che un po' la squadra ci sta, che tra virgolette mentalmente molla un pochino, però non abbiamo rischiato chissà che. Devo fare complimenti ai ragazzi perché stanno dimostrando di essere la squadra più forte del campionato, lo dimostrano i numeri, lo dimostra quello che stiamo facendo ogni giorno, quello che mi danno durante gli allenamenti, ma soprattutto quello che riescono a realizzare durante la partita. Sì, noi abbiamo questa identità, cioè una squadra che dovunque va cerca comunque di essere positiva, di provare a mantenere il controllo dei ritmi della partita. Il Licata ci ha un po' illuso, ci ha preso in giro, diciamo, questo fanno le grandi squadre, no? Ci faceva girare un po', però quando affrontava poi mostrava tutto il suo strapotere. C'era troppa differenza di esperienza, di qualità tecnica, però voglio fare un plauso ai miei ragazzi perché quando prendi un gol così velocemente magari puoi crollare in un contesto del genere, anche questa
uno stadio che trasuda storia, no? Quando arrivi qui dei ragazzi di 20 anni, devo dire che comunque hanno tenuto bene il campo, poi come hai detto tu c'era troppa differenza, motivazioni diverse e anche chiaramente dei obiettivi diversi. Lasciamo spazio ai colleghi e invitiamo a beneficio di chi non è di Licata di presentarsi e porre la domanda che abbiamo opportuno. Grazie. Mister, forse il primo gol vi ha un po' tagliato le gambe così a freddo dopo 5 minuti, poi dopo 20 minuti eravate già sotto 2-0, quindi ha un po' stravolto questo il piano tattico della gara? Sì, un pochettino sì, perché poi a un certo punto abbiamo cominciato ad accettare l'uno contro buono, perché sinceramente se sto 2-0 per mia indole personale non riesco a sopportare di evitare altri gol, almeno uno. Fare un gol in questo stadio sarebbe stato piacevole per un giovane allenatore come me, anche per i miei ragazzi, quindi devo dire che l'abbiamo fatto, siamo andati a pressare alti, con anche un po' di presunzione, diciamo tra virgolette, che hanno i giovani, un po' di arroganza giovanile. Devo dire che tutto sommato non è andata male, e poi mi dispiace il terzo gol, secondo me abbiamo fatto lì un errore individuale, ma comunque come dicevo prima, faccio un plauso ai ragazzi perché hanno dato tutto contro una squadra che sinceramente è troppo superiore. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.